passo immediatamente la parola al dottor Musco e alla dottoressa Lucertini per la prima relazione. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Quello che vogliamo tentare di fare oggi, sia questa apertura ma anche con gli interventi successivi, era quello di aprire un po' la finestra sul fatto che anche in realtà la bassa urbanizzazione, piccoli centri, piccole realtà, come dire, uno degli esempi forse più evidenti nel Veneto, assieme anche alla provincia di Belluno, possono in qualche maniera cominciare a ragionare in termini di progettualità e investimenti a finanziamento esterno, che non sono necessariamente finanziamenti ordinari, ma finanziamenti straordinari, sia in quota alla Commissione europea, sia che sotto forma anche delle sperimentazioni che, ad esempio, la stessa Fondazione Cassa di Risparmio ha sviluppato e promosso nei territori in questi anni, anche guardando anche a cosa viene fatto in realtà vicino. Molto spesso una delle questioni che ci viene posta come quasi come negazione è che i piccoli centri non possono accedere alla programmazione competitiva, in primis quella comunitaria. Questo non è vero, o meglio, lo è vero, può essere vero solo in parte, ma i piccoli centri messi a sistema con realtà più ampie, questo ci farà vedere anche Piero Pellizzano poi, o stimolati anche da soggetti privati come possono essere le fondazioni, possono competere a pari merito, a pari grado con realtà molto più grandi nel livello del contesto europeo. Ormai non sono rari i grandi progetti comunitari, in particolar modo faccio riferimento all'Horizon 2020, al programma Orizzonte, che finanzia, non solo ricerca, ma finanzia anche sperimentazioni di rivitalizzazione fisico dei territori, a cui molto spesso partecipano realtà medio-piccole e sono addirittura capitanati da comuni di 30, 40, 50, 60 mila abitanti. Questo i casi in Italia ormai sono più che abbondanti. Questo per dirvi che sostanzialmente il problema che molto spesso la pubblica amministrazione pone in termini di scarsità di risorse pubbliche necessita di una capacità di programmazione e pianificazione molto più ampia. È acceso? Questo per dirvi fondamentalmente che i territori come quello del Polesine potrebbero essere, oggetto di sperimentazione di questo tipo. Questo non necessariamente affidandosi solo agli enti locali, ma anche a reti di enti locali o enti locali che facciano sinergia assieme anche per questo tipo di iniziative. Il programma Orizzonte, parliamo dell'Horizon 2020, con l'ultima programmazione mette sul tappeto una ampiezza di risorse pubbliche che vengono destinate ai territori ovviamente che partecipano sul bando competitivo, sia sul tema della ricerca, dell'industria, ma anche su tutti gli aspetti dello sviluppo sociale ed economico locale, integrato in maniera molto diretta con i temi i temi della sostenibilità ambientale, i temi della riqualificazione, i temi del rilancio dei territori. Questo in particolar modo, se andiamo a guardare uno degli assi, quando ci parliamo di smart land, i territori a bassa urbanizzazione possono essere, per natura, territori smart land. Smart land che necessitano però, di una forte regia, dal basso, non è necessariamente fatta dai comuni, può essere fatta anche da unioni di comune, può essere fatta da soggetti alternativi che si pongono come soggetti attivatori. Per esempio, sicuramente in Polesine hanno avuto sempre un grande ruolo loro primario il GAN, anche nella programmazione precedente, che ha cercato di essere un soggetto stimolatore di sviluppo locale, che però oggi è molto più ampio, perché è vero che parte dall'agricoltura, però ha interazioni che vanno ben oltre l'agricoltura. Allora, riuscire anche a identificare in parte una cabina di regia, un punto di riferimento, una struttura che possa essere la piattaforma, questo è sicuramente uno dei primi obiettivi che un territorio come
sicuramente il Polesine si dovrebbe dare. Sui temi dell'efficienza, sui temi dell'energia, sui temi dell'azione per il clima, sono, come dire, la maggior parte delle risorse, come dire, gran parte delle risorse di Horizon 2020 poste al sistema. Pensiamo che, come dire, tutto questo tipo di iniziative, visto che l'iniziativa è promossa anche dai colleghi dell'Ordine degli Architetti, va direttamente a interagire con tutto quello che riguarda il patrimonio costruito e non costruito, la sua riqualificazione, la sua rigenerazione e la sua rivitalizzazione nel corso degli anni. Questa, come dire, implica però una capacità di progettazione integrata dal basso che metta assieme i territori con i soggetti pubblici locali in maniera più efficiente possibile. I temi della sociali in qualche maniera fanno parte integrante del programma Horizon. Oltre 7 milioni di euro sono messi su questo asse. Sui temi dell'energia, come dire, siamo, come dire, il secondo e il terzo asse più finanziato, assieme ai temi del trasporto a basso impatto e ai temi dell'azione locale per il clima. Sono queste le azioni principali che in qualche maniera vengono sostenute da Horizon in questi anni. Siamo oltre a 15 milioni di euro solo per gli assi, come dire, che integrano e si integrano in particolar modo con i temi della giornata. L'altro tema forte è dato dai programmi di cooperazione territoriale europea, che anche in questo caso ce ne sono una marea, ma il problema non è tanto identificare il fatto che, per esempio, la provincia di Rovigo e Viterbo in particolar modo si trovano sulla cerniera di diversi programmi di cooperazione territoriale europea. Il Veneto sta in Italia e Croazia, sta in Italia e Slovenia, sta in Italia e Austria, sta all'interno di Alpine Space, sta all'interno di Adilo, sta all'interno del programma MED, sta all'interno del programma Central Europe e sta all'interno del programma Interreg Europe. Questo per dirvi, come dire, che è vero che di complicato recuperare risorse tramite la programmazione comunitaria competitiva, ma è anche vero che in questo territorio in particolar modo come dire, le possibilità di accesso a risorse competitive per lo sviluppo dei territori locali è altissimo. È altissimo perché, come dire, sia Italia e Croazia che Italia e Slovenia mettono risorse molto ingenti, ma siamo a oltre 9 miliardi di euro, come dire, come possibilità di accesso per i territori del nord-est. In particolar modo poi la provincia di Rovigo ha in gioco anche tutte le azioni sul programma NET che per esempio altre province del Veneto, a parte Venezia, non possono avere. Quindi, come dire, ci sono anche capacità attualmente, come dire, la partecipazione dei territori della provincia di Rovigo a questo tipo di bandi è assai limitata, tolto il fatto di alcune amministrazioni locali molto volenterose, anche piccoli comuni, che fanno parte all'interno di alcune di queste cordate. Una delle strategie che in diversi contesti nazionali si stanno cominciando a portare avanti, è vero, c'è la scarsità di risorse pubbliche, ma è anche vero che data un'azione politica locale che si vuole intraprendere, questa può essere oggetto di spezzettamento su diversi bandi, mettendoli a sistema tra di loro. Oggi la programmazione comunitaria 2013-2020 dà la possibilità di competere con la stessa tipologia di bando, ma in aree geografiche diverse, con diverse compiti differenti. Quindi la stessa idea progettuale, se agisce su territori diversi, può essere oggetto di competizione su Italia e Croazia, ma contemporaneamente anche su Alpine Space, perché, come dire, Alpine Space, tolgo subito il dubbio, non riguarda i territori, non riguarda le Alpi, riguarda tutte le regioni che al loro interno hanno delle Alpi. Questo per fugare dei dubbi. La provincia di Rovigo è eleggibile all'interno del programma Alpine Space, per chiarirci, come Venezia, per il campionato allo stesso modo. Allora, come dire, l'azione, come dire, forse di innovazione più forte è proprio quella di riuscire, dato un'azione locale che si vuole intraprendere, a capire come può essere spezzettata sui vari bandi a partire dalle risorse esistenti. Certo che questo implica una programmazione integrata, una progettazione dal basso e un'integrazione tra i diversi livelli di azione locale. Sul tema, come dire, del tema, come dire, possiamo iscrivere alla questione della smart land, i temi dell'economia a bassa emissione di carbonio, che poi vengono anche ripresi da alcuni colleghi dopo, il tema del cambiamento climatico, il tema dell'ambiente come risorsa di efficienza, il tema del trasporto a basso impatto sono alcune delle azioni che poi possono essere tranquillamente messe a sistema con tutto l'asse dedicato
legato agli aspetti di sviluppo sociale, in qualche maniera possiamo intendere. Per poi non arrivare al programma LIFE che nei territori della provincia di Rovigo, dato il delta del Po in particolar modo, è uno dei programmi che potrebbe essere, può essere, il delta del Po l'ha usato il Parco del Delta, in questi anni l'ha utilizzato parecchio per i programmi in particolar modo dedicati all'ambiente e alla protezione dell'ambiente in senso stretto. In particolar modo, mi sarebbe piaciuto che oggi ci fossi rappresentante anche della Fondazione Cariplo, perché, un'idea che forse anche la Fondazione Caripano potrebbe prendere. La Fondazione Cariplo in Lombardia garantisce il cofinanziamento dei progetti non al 100% su base ovviamente competitiva. Questa è un'azione molto interessante perché da un lato stimola i territori. Non ti do semplicemente un finanziamento e te lo do tu curo, ma ti do un finanziamento a copertura del 100% che non tutti i bandi comunitari danno. Questa è un'azione di stimolo alla progettazione comunitaria non da poco. La Fondazione Cariplo, da diversi anni ha un bando annuale chiamato Territori Comunitari Resilienti, dove investe, se parliamo scale completamente diverse, però come principio annualmente una quota di budget proprio sulla coprogettazione dei territori. Quindi vuoi avviare un'azione di innovazione locale sui temi della sostenibilità a 360 gradi? La Fondazione magari interviene con un cofin rispetto al 60% che rispetto al programma LIFE invece ti dà. Questa è un'azione che negli anni, guardando anche al caso lombardo, anche anche azioni di collaborazione con colleghi del Politecnico di Milano, abbiamo visto che è un'azione molto importante specialmente per i contesti. Togliamo anche Milano e le grandi città, ma per i contesti a bassa urbanizzazione questo tipo di azioni diventa un veicolo di innovazione molto forte, perché c'è anche un'azione di competizione. Io ti do il 40% se tu riesci a vincere il 60%. Vi assicuro anche che inoltre la Comunità Europea vede con grande attenzione i programmi non al 100% che sono il cofinanziamento dei territori. Parliamo di cofinanziamento vero, non in tempo uomo del dirigente del comune, stiamo parlando di investimento di risorse dal basso. Quindi questa potrebbe essere sicuramente in un contesto come quello di Rovigo una delle azioni da portare avanti. Questo per dirvi che i temi che si possono affrontare sono i più ampi. Parliamo dalla gestione del territorio, dalla riduzione dei rischi idrogeologici, che sui temi del Basso Veneto potrebbero essere un'azione di sperimentazione importante. Il tema della riduzione delle esternalità dei rifiuti, la riqualificazione integrata urbana, che per esempio sono alcuni bandi comunitari che permettono questo tipo di azioni, ha sempre anche a cofinanziamento di finanziamenti nazionali, l'incentivazione all'uso delle energie alternative, tutto il tema del cambiamento climatico locale, dove avendo, ripeto, il delta del Po, i due maggiori fiumi italiani, c'è ampia riflessione e sperimentazione da poter portare avanti, e poi i temi più tradizionali, che in particolar modo sui temi del delta, e parliamo oggi di prospettive rispetto agli aspetti nella natura, la salvaguardia dell'ambiente possono essere uno dei temi che rimane sullo sfondo. Tutto questo si può tranquillamente integrare per esempio con molte azioni dal basso, parliamo dei temi dei contratti di fiume, i contratti di foci, i contratti locali, i contratti per la rigenerazione urbana, azioni dal basso che vengono generate dai territori in aggregazioni inizialmente molto informali, ma perché per questo tipo di iniziative potrebbero avere una prospettiva e essere un elemento attivatore molto importante in mancanza dell'autorità locale di riferimento, perché non è detto che tutti i comuni siano disponibili, non è detto che tutti i comuni siano all'epoca. Io, da una rapida ricerca che ho fatto, però totalmente non esaustiva, sul portale della Commissione Europea, che dice esattamente chi riceve fondi comunitari delle amministrazioni locali, i centri, il comune capoluogo allo stato attuale penso che è a zero rispetto all'indicazione della Commissione Europea, e quindi c'è solo da migliorare in termini di azione. Non so se vuoi fare una riflessione, e poi volevo dire una cosa sui live. Ok.
In pratica, cioè, quello che, da quello che diceva il dottor Musco, cioè come fare? Partire anche dai contratti di fiume, dalle cose che già ci sono, significa partire da un problema effettivamente che le comunità hanno, che la città, che le varie amministrazioni hanno. A quel punto si dice come possiamo migliorare, e questa è l'idea innovativa che richiede la comunità europea, che richiede il requisito base per partecipare ai progetti europei: avere un problema, volerlo risolvere, non risolverlo copiando qualcun altro che l'ha già fatto, ma avendo un'idea propria, un'idea legata a quel territorio che abbia determinate caratteristiche. A quel punto come fare per costruirlo in una realtà piccola o comunque fatta di piccole unità? O si crea un consorzio di piccole città, ci si lega in un qualche modo, che può essere la fondazione, che può essere Legambiente, qualunque tipo di cosa, non è una cosa strettamente vincolante, però l'importante è mettersi a sistema, oppure associarsi con una grande città. Ad esempio ci si associa a Rovigo, un problema di Rovigo e tutte le città che gli ruotano attorno, perché un problema difficilmente è localizzato in un unico punto. Se è un problema del territorio, l'importante, quello che chiede la comunità europea, è di arrivare ad una massa critica nei vari progetti e superare una certa massa critica. Chiaramente un comune di 15.000 abitanti difficilmente fa massa critica, ma 3-4 comuni sì che fanno massa critica sia spaziale che dal punto di vista della popolazione. Quindi aggregandosi è più facile raggiungere determinati fondi, è il requisito base. A quel punto si contatta generalmente un centro di ricerca, una fondazione, chi fa progettazione europea, insieme si costruisce un partenariato che quindi colleghi nei progetti europei, è vincolante il fatto di legarsi ad altre realtà europee, quindi insieme si cercano altre realtà che possono essere paragonabili o diverse ma che vogliano raggiungere lo stesso obiettivo, superare lo stesso problema, e quindi insieme si propone un progetto, si sottomette il progetto. Nel giro di in genere 4-5 mesi si ha una risposta e quindi il progetto può essere finanziato. La questione che volevamo un po' sottolineare insieme al professor Musco è che non sono progetti irraggiungibili, sono cose che vengono già fatte, quindi l'importante è provarci. Se c'è una volontà, la messa a sistema può essere fatta non solo dal soggetto, dal piccolo comune, ma ad esempio associandosi anche col centro di ricerca, con la fondazione, si riesce a mettere insieme un sistema tale da partecipare, da poter ambire a dei fondi europei che insomma, sono 15 anni che tutti ne fanno uso, perché può essere un buon punto di partenza. No, e l'ultima questione può essere riguardo il fatto che la messa a sistema dei centri, piccoli centri, piccole realtà, piccoli e medi, può avvenire anche sulla base di similarità, nel senso che sui programmi trasfrontalieri in particolar modo si richiede una similarità di problematiche che a livello locale si replicano in realtà simili o dimensionalmente o con caratteristiche. L'altro aspetto fondamentale è quello della messa a sistema degli altri fondi comunitari accessibili. Io penso che ripeto, questo sarà modo di parlarne con la direttrice del GAL, la messa a sistema anche di molti dei fondi del programma di sviluppo rurale, perché vanno a intersecare in maniera trasversale tutta una serie di azioni che su questo territorio in particolar modo possono avere una caratteristica maggiore rispetto ad altri contesti. Il problema è riuscire a mettere a sistema e avere un soggetto che sia in grado di garantire un minimo di regia istituzionale tra le parti. Io dico che le opportunità per la provincia di Rovigo potrebbero essere parecchie, utilizzando anche gli strumenti che ci sono e le amministrazioni e anche gli enti che in qualche maniera ci sono. Io vi cito solo due progetti in cui stiamo collaborando da un po' di tempo, che sono due progetti del programma LIFE sul tema dell'adattamento al cambiamento climatico, in cui tra i soggetti promotori ci sono delle unioni di comuni di 1.000 abitanti, non di 10.000 abitanti, nell'area del Seveso, nell'area del Salento, per poi arrivare a piccoli comuni della Grecia o piuttosto della zona di Cipro. Questo per dirvi che non è necessario essere Milano
come per partecipare all'interno di un programma comunitario, ma può essere anche una piccola realtà locale che l'obiettivo qual è? Non è raccontare cose che non sei, ma riuscire a mettere a sistema, come dire, alcune caratteristiche locali. Io credo che la provincia di Rovigo sui temi del rapporto tra bassa urbanizzazione e produzione, come dire, sui temi dell'energia ci sarebbe tantissimo. Questo, come dire, proprio con c'è anche l'ex assessore di Manelli, abbiamo lavorato sui temi dello sviluppo locale legato all'energia. Il problema è riuscire a mantenere nel tempo certi tipi di azioni e, come dire, mettere a sistema man mano, come dire, con l'aiuto di un soggetto istituzionale locale che possa farlo o con un suo sostituto. Io credo che la Fondazione Cassa di Risparmio potrebbe avere un ruolo molto importante in termini di soggetto attivatore con una qualche ruolo di regia, anche, credo, come della nascita, nel modo di discutere.